Buonasera e bentrovati a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Resta un mistero la morte di Aurora, l'hostess palermitana precipitata dal terzo piano del suo alloggio a Vienna. Interrogato il fidanzato, i parenti della ragazza non credono al suicidio. Catania, 18enne, ferita all'occhio in via Cantone Annesima. Il colpo sarebbe partito dalla pistola del fidanzatino di 14 anni. I due convivevano in un appartamento occupato. Ad Acireale, spedizione punitiva per vendicare una ragazzina contesa. Inventi contro 2 egiziani, 4 denunce. Riemerge dai fondali di Porticello anche l'albero maestro del Bayesian, il veliero fondato lo scorso 19 agosto. Adesso toccherà alla Procura di Palermo individuare le cause della tragedia in cui persero la vita 7 persone, tra queste anche il miliardario Mike Lynch. Pedofilia e intelligenza artificiale, quasi 3.000 casi di minori denudati. L'allarme arriva dall'associazione Meter di Dondinoto che ha presentato a Roma il primo dossier nazionale. A Catania l'estate tarda ad arrivare. Aperta solo la piattaforma di San Giovanni Licuti per il solarium del Nautico, bisognerà attendere fino a giovedì. Calciomercato, prime mosse per le siciliane di C. Il Catania valuta profili già considerati a gennaio. A Trapani invece si lavora per un portiere. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con la misteriosa morte di Aurora, venuta a Vienna, l'hostess palermitana precipitata dal suo appartamento. Sono negativi gli esami tossicologici, nel frattempo è stato interrogato il fidanzato che era con lei. Per la famiglia, che ha presentato 2 denunce a Palermo e a Vienna, sono troppi i punti da chiarire. Servizio di Roberta Lunghi. Sono negativi gli esami tossicologici fatti su Aurora Maniscalco, la 24enne hostess palermitana, caduta dal terzo piano del suo alloggio e morta lunedì a Vienna. Lo hanno appreso alcuni familiari che non credono affatto al suicidio. Raccontano che Aurora era stata a Palermo a maggio e non era affatto depressa. Voleva iscriversi a un corso di tedesco e aveva progetti. I parenti della ragazza confermano che l'hostess e il fidanzato litigavano spesso. Non sappiamo però, spiegano, quali fossero i motivi. La 24enne lavorava per Lauda Air da poco, era residente nella capitale austriaca in compagnia del fidanzato, un 27enne assistente di volo, ma per un'altra compagnia, che è stato sentito un paio d'ore dagli investigatori. L'uomo avrebbe confermato di avere litigato con Aurora e ha dichiarato che improvvisamente la fidanzata si sarebbe lanciata nel vuoto. Intanto i familiari di Aurora si trovano a Vienna, dove hanno presentato denuncia in commissariato, così come hanno fatto anche a Palermo. Tanti perché per questa famiglia che non ha più lacrime da versare, a partire dal profilo WhatsApp di Aurora. Perché non c'è più la sua foto? Perché non si vede l'ultimo accesso? Secondo quanto si apprende, il fidanzato della vittima, con il quale conviveva a Vienna, era con lei durante la tragedia. E allora perché, si chiedono, la casa non è stata sequestrata? E ancora, perché non è stata disposta l'autopsia? L'esame autoptico infatti è stato chiesto dal legale della famiglia insieme al sequestro dell'alloggio e all'analisi dei cellulari e di tutti i dispositivi in uso alla vittima. Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, dichiara il legale della famiglia, ma su questa vicenda riteniamo legittimo che ci siano aspetti da chiarire. E adesso a Catania, dove si cerca ancora la pistola che ha ferito gravemente, togliendole la vista da un occhio, a una ragazza di 18 anni nel quartiere Ennesima. Un tragico incidente, un gesto del compagno di appena 14 anni, sullo sfondo il disagio giovanile che soffoca le periferie. Il servizio è di Eva Spampinato. Una pistola che ancora non si trova, una fuitina come da tradizione della Sicilia di un tempo, una bugia per amore, forse per paura, per coprire un gioco finito male, anzi malissimo, con lei che perde la vista da un occhio a causa di un colpo esploso per gioco, un gioco pericoloso che esprime tutto il disagio sociale che c'è dietro questa storia. La cronaca è degli scorsi giorni, una 18enne viene ferita al volto da un colpo di pistola partito accidentalmente dal compagno minorenne. All'inizio si parla di una pallottola vagante, ma la verità viene presto a galla. I due vivevano insieme in un appartamento occupato abusivamente nel quartiere di Nesima. Lui maneggiava una pistola giocattolo modificata, diventata letale. Ecco cosa succede quando l'infanzia finisce troppo presto e il contesto sociale accetta che una ragazza di 18 anni vada a convivere con il fidanzatino di 14 anni. Questa l'età del ragazzo che pochi giorni dopo l'accaduto ha compiuto 15 anni. È già noto alla procura perché proveniente da un contesto
contesto sociofamiliare disagiato e affidato al servizio sociale del Comune di Catania per l'attuazione di un progetto educativo nell'ambito di un procedimento civile per la decadenza della responsabilità genitoriale. Succede che l'amore diventa una fuga, la scuola si abbandona, le case si occupano, le armi si modificano e le bugie a volte cercano di coprire l'inevitabile. A Catania, come in molte periferie italiane, il disagio giovanile è diventato una bomba silenziosa. Intanto le indagini dei carabinieri continuano, l'inchiesta è passata alla procura dei minorenni. Adesso da Cireale sono stati chiariti dagli investigatori modalità e responsabilità nella maxi rissa in Piazza Duomo tra una ventina di giovani. La polizia ha denunciato 4 ragazzi che hanno aggredito 2 egiziani per una vendetta amorosa. Il servizio di Emanuela Corsi. Una vendetta amorosa. Sarebbe questa la causa della maxirissa scoppiata da Cireale giovedì scorso nei pressi di Piazza Duomo. 4 giovani accesi, 2 ventenni, un 19enne e un 21enne, sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate in concorso e porto illegale di oggetti atti ad offendere nei confronti di 2 egiziani. Alla base della spedizione punitiva, una frequentazione avviata da uno dei 2 stranieri con una ragazza di Cireale a cui era interessato anche uno dei giovani aggressori. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la violenza si è sviluppata in pochi minuti, in pieno centro, quando dalla vicina via Davì è arrivato il gruppo composto da 20 ragazzi che si è scagliato contro uno dei 2 egiziani che si sono dati alla fuga. Gli aggressori non hanno desistito e si sono messi alla ricerca dei 2 coetanei, individuandoli in Corso Umberto. Lì si è consumata la scena violenta che vediamo in queste immagini registrate con un telefonino. Per difendersi, uno dei giovani aveva in mano un palo in metallo della segnaletica stradale provvisoria nel tentativo di tenere distanti gli aggressori. Il giovane ha immediatamente messo il palo a terra non appena è intervenuta la polizia. I 2 aggrediti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera, dove a uno dei 2 è stato riscontrato un trauma cranico, ferite all'emitorace e all'addome con prognosi di 15 giorni. Sono al vaglio degli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare gli altri responsabili dell'aggressione, ai quali potrebbero essere applicati anche provvedimenti amministrativi come il DASPO urbano. Recuperato anche l'albero del Basian, il veliero affondato il 19 scorso a Porticello nel Palermitano. Alla Procura di Termini Imerese adesso il compito di chiarire le cause della tragedia. Il servizio di Lorena Dolci. L'abbiamo visto tremolante nella bufera prima che si inabissasse in pochi secondi. A distanza di un anno l'albero del Basian, il veliero naufragato a Porticello il 19 agosto scorso, è stato riportato a galla, i diversi tronconi in cui era stato tagliato legati a dei palloni. Un elemento fondamentale per le indagini, perché secondo alcuni esperti l'altezza eccezionale, 75 metri, e la presenza di un solo albero possono aver diminuito la resistenza alle raffiche di vento. Adesso verrà collocato nel cantiere di Termini Imerese che già ospita lo scafo recuperato. Solo tra 15 giorni i periti potranno entrare all'interno per scongiurare la presenza di gas tossici prodotti durante la lunga immersione. Nel frattempo verrà svuotato il serbatoio con 18.000 litri di carburante. Ad un primo esame non sono state trovate falle nemmeno nella parte adagiata sul fondale. Portelloni e boccaporti erano chiusi. Resta quindi il mistero sul punto da cui è entrata l'acqua. Misteri e teorie su cui la Procura di Termini Imerese è chiamata a fare chiarezza, individuando le cause di una tragedia che ha fatto 7 vittime, tra cui il proprietario del mega yacht Lince e la figlia 18enne. Le ipotesi vanno dall'errore umano a quello di progettazione. In 3 sono indagati per omicidio plurimo e naufragio colposo, a partire dal comandante. In ballo ci sono risarcimenti da circa 150 milioni di euro. La mafia si infiltra sempre più nell'economia legale e arriva a dominare anche le imprese dove ricicla denaro, accaparrato con i miliardi e fa miliardi con il traffico di droga. L'operazione di ieri di Caltanissetta della Guardia di Finanza, che ha scoperto le mani di Cosa Nostra sul mercato ittico, è l'esempio evidente dei nuovi affari di Cosa Nostra. Il servizio. La mafia che si trasforma e che si infiltra nel tessuto dell'economia legale, fiumi di denaro provento del mercato della droga che confluiscono in altri settori, riciclandosi. Il sequestro da 50 milioni di ieri della Guardia di Finanza di Caltanissetta nei confronti di Emanuele Catania, imprenditore gelese riferimento della famiglia mafiosa Rinzivillo, il re nel settore della commercializzazione di prodotti ittici su scala internazionale, è il frutto di indagini che raccontano il metodo mafioso di questo tempo, la capacità
capacità persuasiva della mafia che fa breccia al cospetto di imprenditori, magari impossibilitati a pagare tangenti, ma in alcuni casi più permeabili a concedere partecipazioni all'impresa, fino a fare spadroneggiare i mafiosi. Le nuove frontiere per le organizzazioni criminali sono date dall'utilizzo distorto degli strumenti tecnologici o dall'utilizzo distorto delle nuove dinamiche di carattere economico. Pensiamo alle opportunità di operare transazioni in maniera opaca, non trasparente. Pensiamo ad esempio al mondo dell'evasione fiscale, che viene sempre percepito come qualcosa di lontano dalle organizzazioni criminali, ma in realtà genera anch'essa dei frutti di carattere illecito che vengono reimpiegati all'interno del circuito legale. Pensiamo alle possibilità di costituire società in paesi ancora oggi offshore. Proprio all'estero, in particolare in Marocco, Emanuele Catania, già condannato negli anni 90 per associazione mafiosa, poi assolto e nel 2024 confermato colpevole in Cassazione, aveva acquisito il controllo della società Gastronomia Napoletana, in cui, come confermano le indagini, la gestione era affidata solo ai mafiosi, che imponevano le loro forniture di pesce, monopolizzando praticamente il mercato. Sono 382 le persone denunciate in Sicilia per riciclaggio, di cui appunto abbiamo appena sentito parlare il generale di Raimondo. 54 gli arrestati, sempre all'inizio del 2024 c'è un punto che è l'evasione fiscale nella nostra regione, e quindi il tema sono appunto i reati economico-finanziari, quelli contrastati dalla Guardia di Finanza, il servizio di Manlio Viola. Ammonta a 100 milioni di euro l'evasione fiscale o il profitto dei reati tributari scoperti in Sicilia nel 2024 e nei primi mesi del 2025. È il bilancio di attività della Guardia di Finanza, che ha condotto ben 8.800 indagini nel settore tributario che riguardano la Sicilia. Sono ben 48 le imprese per le quali è stata chiesta alla magistratura di applicare la chiusura coatta dell'attività, 47 le persone arrestate per reati tributari a fronte di 1.237 denunciati. Ma ci sono anche ben 133 frodi sui fondi europei in questa statistica preoccupante. Sono numeri allarmanti quelli che riguardano il sommerso nell'isola. Durante le indagini sono ben 664 le imprese o i professionisti che operavano ma erano del tutto sconosciuti al fisco che sono stati scoperti. Ma le indagini per evasione non hanno riguardato soltanto l'isola. Con base in Sicilia sono stati scoperti anche ben 33 evasori internazionali. Drammatica la piaga del lavoro nero irregolare, con 3.970 lavoratori scoperti durante le indagini e le ispezioni. Oltre alle tasse ordinarie, importante anche l'evasione delle accise, ben 416 gli interventi in questo settore ed altri 714 nel settore doganale, con 32 persone denunciate per contrabbando e 5 tonnellate di tabacchi sequestrati. Infine il gioco d'azzardo, con 212 denunciati e 122 punti di raccolta scommesse illegali individuati. Adesso parliamo di pedofilia, nuove frontiere della pedofilia. Sono 3.000 i minori denudati dall'intelligenza artificiale in solo 6 mesi. Questo è l'allarme lanciato dall'associazione Meter di Don Di Noto, che ha presentato a Roma il primo dossier nazionale. Il servizio di Francesco Aloi. Partire dalla foto di un minore vestito facendolo diventare nudo. Tutto ciò è possibile con l'intelligenza artificiale. In soli 6 mesi, in Italia, quasi 3.000 i bambini spogliati con questo sistema. La denuncia arriva dall'associazione siciliana Meter. La pericolosità dell'intelligenza artificiale favorisce la pedofilia, la pedopornografia, per quanto riguarda sia l'adescamento dei minori come anche la possibilità di essere spogliati con il deep nude. Il primo dossier sull'IA lancia un vero e proprio allarme. I pedofili della rete ormai si affidano anche ai chatbot, con cui ha interagito il 92% dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Non si accorgono che stanno parlando con l'intelligenza artificiale, però cadono in una trappola anche emotiva, dove è possibile adescarli e certamente manipolare la loro innocenza. Il 52% dei giovani non riesce a distinguere un video falso da uno reale, ma più di un ragazzo su 2 si dice pronto a denunciare. Per Don Fortunato Di Noto, che da anni si batte contro la pedopornografia, bisogna intervenire subito. Cosa fare? Bisogna impegnarsi sempre di più. Prima a livello legislativo è necessario delle norme che regolano attentamente, in maniera etica,
e con l'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale, come ha detto Papa Leone, solleva inquietanti interrogativi, una sfida dei giorni nostri, che quasi certamente sarà oggetto della sua prima enciclica. Adesso cambiamo decisamente argomento, è arrivato il grande caldo, ma Catania è ancora caos per i solarium, un cantiere aperto, il solarium del Nautico, mentre a San Giovanni di Cuti la piattaforma è fruibile, si può usufruire del mare in città, ma i bagnanti non sono soddisfatti, ci spiega perché Tonino De Mano. È caldo, è molto caldo, troppo. Sì, adesso cosa bisogna fare? Bisogna fare un bagno. caldo, sole a picco e tanta voglia di mare. L'estate catanese entra nel vivo, ma al momento non regala tante soddisfazioni agli amanti della tintarella, dispensando invece disagi, incomprensioni e caos. E mentre la piattaforma del Nautico ad Ognina è ancora un cantiere aperto, probabilmente aprirà giovedì, a San Giovanni di Cuti è tempo di primi bagni. Finalmente il solarium è pronto. Oh sì, grazie papà. Annodare. Operai al lavoro per completare i servizi e bagnanti impegnati in slalom per raggiungere la già affollata piattaforma. In molti saggiano la struttura, ma non sembrano fare salti di gioia. Il solarium non è finito, è fatto malissimo. Nelle discese ci sono i tubi che ti impediscono di scendere. C'è l'ultimo gradino che è pericolosissimo perché è spaccato, è rotto. Mi creda, è pericoloso scendere in acqua perché non è stata fatta bene la discesa. Gli scalini dovrebbero essere più lunghi, che arrivano più lontano perché la arrivano solo sugli scogli. Se uno scende scivola. Mancata programmazione, anche se hanno programmato, poi non so se si danno certi lavori a certe, non lo so. Io penso che qua non è giusto perché succede una cosa, uno si fa male, che è la responsabilità? Attorno al solarium e alla passerella per disabili balzano all'occhio la sporcizia, resti di cantiere e i ferri arrugginiti lasciati a se stessi sulla caratteristica scogliera. Capitolo playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3. Nei prossimi giorni toccherà la 2, solo a quel punto l'estate potrà decollare. Caldo evidentemente in tutta la Sicilia, a Palermo, davanti al Teatro Politeama, è stato montato un gazebo dell'ASP per i consigli proprio contro il caldo, molto utile ovviamente in giornate come quella di oggi. Il servizio di Marco Gullà. A Palermo e in altre parti della Sicilia oggi si supereranno anche i 33 gradi e siamo solo al 24 giugno, in molti diranno. Sarà un'estate calda, rovente. E allora i consigli per fronteggiare il caldo sono svariati. Questa mattina a Piazza Ruggero VII a Palermo l'ASP 6 ha fornito consulenze gratuite e ha distribuito materiale divulgativo con raccomandazioni per le fasce più fragili della popolazione. Anziani, bambini, persone con patologie croniche. Noi diamo delle indicazioni per prevenire, proprio per limitare gli effetti del caldo sulla salute, voglio dire. Quindi sono più che altro, possiamo essere vittima dei nostri comportamenti, quindi basta migliorare i propri comportamenti e così possiamo ridurre gli effetti del caldo sulla salute, soprattutto alle persone fragili, i piccoli, più piccoli di 4 anni, fino a 4 anni di età, e le persone anziane. Ed eccole alcune regole da seguire: evitare di svolgere attività fisica nelle ore più calde, evitare di sollevare pesi, indossare indumenti chiari non aderenti di fibra naturale, bagnarsi con acqua fresca in caso di mal di testa, bere tanta acqua e ovviamente una dieta equilibrata. Bere molta acqua in modo da reidratarsi in maniera adeguata, fare dei pasti più piccoli e frequenti, cercare di mangiare in maniera più, tra virgolette, leggera, quindi evitare dei cibi che appesantiscono, che sono molto elaborati. Mangiare molta frutta che contiene grandi quantità di acqua e ci permette di reidratarci insieme ovviamente all'apporto idrico in maniera sufficiente. Consigli fondamentali per trascorrere un'estate serena. Magari un bel bagno a mare? Anche un bel bagno a mare non guasta, anche per l'umore. Consigli certamente non originali, ma è bene insomma ripassarli. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi lo sport.
Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina dello sport perché si cominciano a muovere sul mercato le siciliane di Serie C. Il Catania guarda a profili che aveva già visionato a gennaio, il Trapani invece sta valutando l'acquisto di un portiere. Oggi a Siracusa invece arriva il tecnico Turati per fare il punto con la società. Francesco Triolo. È un Catania attivo in questi giorni su più fronti, calciomercato, ma non solo. Il club del presidente Pelligra, dopo Zarpano e Pastore, che verranno ufficialmente presentati domani mattina, avrebbe già definito altri accordi per rafforzare altre aree della società. Sul fronte giocatori invece vengono rilanciati da più parti alcuni profili già trattati nel corso del mercato di gennaio, quando il direttore sportivo Ivano Pastore era già operativo in seno alla dirigenza nelle vesti di collaboratore dell'area tecnica, dagli esperti attaccanti Finotto e Comi a Bruzzaniti, 24enne che al Pineto lo scorso anno ha fatto benissimo. Accostato al Catania c'è anche Gennaro Anatriello nell'ultimo campionato in Sicilia tra Messina e Trapani, ma di proprietà del Bologna. Cominciano a farsi nomi anche per i Granata, che lavorano sempre al ricorso al CONI per la penalizzazione. Se Seculin dovesse, come sembra, rimanere al Modena, per difendere la porta trapanese potrebbe tornare d'attualità il nome di Krapicas, lo scorso anno al Messina e già a gennaio tentato all'ex DS giallorosso Pavone. Con la retrocessione della CR potrebbe concretizzarsi. Per l'attacco invece il Trapani punta a Francesco Grandolfo, classe 92, reduce dall'esperienza di Monopoli. Oggi a Siracusa invece rientra mister Turati ed è previsto subito un vertice con la società, col presidente Ricci e il direttore Guglielmino. In agenda il mercato e il ritiro precampionato che dovrebbe svolgersi quasi certamente in provincia. Adesso parliamo di pattinaggio a rotelle, perché Catania torna il freestyle dal 26 al 29 giugno in Piazza Battiato. Si gareggia per il trofeo Bruno Tiezzi. L'evento è riservato alle categorie esordienti e giovanissimi. Il servizio di Tonino De Mano. 4 giorni di evoluzioni su rotelle, uno spettacolo nello spettacolo nella suggestiva Piazza Battiato. Catania si conferma regina del pattinaggio freestyle con il trofeo Bruno Tiezzi, competizione nazionale riservata alle categorie giovanissimi ed esordienti. Per il secondo anno consecutivo portiamo un grande evento di pattinaggio freestyle. L'anno scorso i campionati italiani al Pala Catania e i campionati italiani assoluti. Quest'anno portiamo il trofeo nazionale Tiezzi di pattinaggio sempre freestyle, che sarebbe il campionato italiano dei bambini, ma essendo che sono piccoli non si può chiamare campionato italiano, ma si chiama trofeo appunto Tiezzi, un trofeo dove vede la partecipazione di oltre 200 bambini provenienti da tutta Italia, di cui 36 sono solo siciliani. L'evento, che si terrà dal 26 giugno al 29, è organizzato dall'Unione Sportiva Galatea di Acireale e dalla Roller Academy di Palermo, quest'ultima rappresentata da Marco Rinaldi. Nonostante tutta una serie di imprevisti dati da un'organizzazione legata ai palazzetti poi indisponibili all'ultimo minuto, siamo riusciti comunque, grazie all'aiuto anche del mio collega e altro organizzatore della manifestazione Massimiliano Trovato, a sfruttare questo magnifico scenario che è quello di Piazza Nettuno per organizzare questa manifestazione. Agli atleti partecipanti verranno offerti frutta e dolci tipici grazie al patrocinio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Adesso ci fermiamo, una brevissima pausa e ritorneremo subito dopo. Entriamo in diretta, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque per questa edizione di TG Sicilia è tutto. Grazie per averci seguito, ovviamente buon proseguimento di serata a tutti.